18 di giugno pareva come stava per fornire. Un incidente assai grave, una brutta disgrazia assai complicata, che trovava insieme a tuo figlio una creatura di 5 anni ancora, uno stato di coma e preghiera a Gesù che ti fanno miracoli. Tanta gente riparte per dentro ospedale chiedendo di te, e tua moglie soltanto con 2 lacrime all'occhio non sapeva che dire. Lei che aspetta pure un maschetto e vuoi crescere insieme a te. All'improvviso una luce risveglia il tuo coma, è stato Gesù. Nero cielo t'ha fatto una grazia, sta parlando soltanto una luce, e t'ha detto non è il tuo momento, ma ti vendi di nuovo papà. Insieme a te che mogliere di crescere, che sto figlio che stavo con nascere, perciò sveglia di cristiana adesso, a 30 anni non può stare con me. Chi dice che Dio non esiste e che non fa manco miracoli? A te ti è capitato davvero? Gesù non t'ha voluto là perché Dio ti ha salvato. Non si pensa sta cosa soltanto che ognuno ti possa parlare. L'emozione che è stata vicino creata ma sta ancora qua. Pensa vedi che è troppo bella, che la luce esce da te, che te porta in sta terra vicino con noi, tua moglie e i tuoi figli. Dio cielo t'ha fatto una grazia, sta parlando soltanto una luce, e t'ha detto non è il tuo momento, ma ti vendi di nuovo papà. Insieme a te che mogliere di crescere, che sto figlio che stavo con nascere, perciò sveglia di cristiana adesso, a 30 anni non può stare con me. Chi dice che Dio non esiste e non fa manco miracoli? A te ti è capitato davvero? Gesù non t'ha voluto là, sì, perché ti ha salvato.